Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati, sempre supportati dallo CGIL del Veneto. Affrontiamo un capitolo che è molto importante, richiede la vostra attenzione perché parliamo della prestazione universale, che sono o dei soldi o dei servizi che vengono dati, io semplificio in 2 parole per prendere la vostra attenzione, soldi o servizi che possono essere dati su richiesta, perché niente viene elargito così, alle persone particolarmente bisognose, non autosufficienti, di veneranda età, over 80, ma ci sono dei ma. Non tutto oro quel che luccica, perché bisogna porre particolare attenzione. I contributi sono importantissimi perché danno una mano a chi è in grave situazione di disagio, economico principalmente, ma anche psicofisico. Ma poi la legge prevede delle situazioni un po' particolari. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Guaggiollo, segretario dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E poi siamo collegati con Roger Del Pieri, che è direttore INCA Veneto, l'ente che si occupa della CGIL, della previdenza per intenderci. Ben arrivato. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie. Tra l'altro l'INCA si occupa anche dell'ISEE, giusto? Non proprio, è il servizio della CGIL che è il CAF, che si occupa della documentazione e delle pratiche il CAF. ISEE. Allora, no, gliel'ho chiesto perché siccome abbiamo avuto diverse richieste da parte dei telespettatori per il discorso dell'ISEE, chi rivolgersi, allora a questo punto è il CAF. Chiarito questo, benissimo, che non vi troviate a un surplus di lavoro. Allora, Guaggiollo, prestazione universale. Che cos'è sostanzialmente? Allora, partiamo intanto da questo. Nel 2023, quindi parliamo già di oltre 1 anno e mezzo fa, è stata approvata la legge numero 33. È una legge che noi abbiamo fortemente voluto, diciamo le parti sociali hanno fortemente voluto, per riorganizzare i servizi per la persona anziana. E quindi per andare incontro a tutte quelle che sono le esigenze, le nuove esigenze di una popolazione che sta sempre più invecchiando. Questa legge dove prevedeva che entro 1 anno il governo emettesse una serie di decreti delegati su tutta una serie di questioni. Cosa è successo? È successo che l'anno scorso è uscito il decreto legislativo 29 che nella buona sostanza ha rinviato ulteriormente di 12, 18, 24 mesi a seconda delle situazioni i vari temi che erano presenti, quindi sostanzialmente ha svuotato la legge esistente ed ha portato a compimento solo la prestazione universale, che è partita il 1° gennaio di quest'anno e che però per quanto ci riguarda è assolutamente non solo non sufficiente ma inadeguata a quelle che sono le esigenze. Qual è il tema? Come al solito, il fatto che si è fatta una legge importante e poi si pretende di attuarla a 0 risorse, quindi o riutilizzando risorse che già erano a disposizione di questa cosa. Qual è la questione per quanto riguarda la prestazione universale? La prestazione universale è una prestazione che sostituisce l'indennità di accompagnamento, non per tutti, poi vedremo cioè chi andrebbe a sostituire quella che è già l'indennità di accompagnamento per quelli che l'hanno ricevuta. Sì, esatto, o per quelli che dovrebbero riceverla. A cui andrebbe aggiunta una indennità di 850 euro mensili per far fronte, diciamo, alle spese documentate per quanto riguarda, quindi l'assegno di assistenza, per quanto riguarda
il fatto di avere una badante o una cooperativa che ti fornisce la badante o comunque i servizi di Quindi questo sti tipo. 850 euro, leggiamo questa slide Sì, qua sì. che magari per fissare, quota fissa, comprende una quota fissa monetaria che sarebbero Corrispondente all'indennità di accompagnamento. quindi uno indennità di accompagnamento prende 531 e continua a prendere. più una quota integrativa? Più la quota integrativa, chiamata assegno di assistenza, pari a 850 euro mensili, che servirebbe appunto per remunerare il costo che sostiene l'anziano o la famiglia per quanto riguarda i servizi di cura ed assistenza. Purché sia una persona messa in regola, quindi non il caregiver? No. Purché sia una persona che abbia il contratto applicato, il contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure sia il servizio dato da un ente, da una cooperativa che appunto dà questa cosa. Ma qual è il tema su cui io voglio tornare, perché poi dopo entreremo nello specifico adesso con il direttore. Il tema è che i requisiti che sono stati posti rendono praticamente impossibile entrare in questa prestazione universale o comunque la rendono estremamente. Facciamo solo due numeri. Forse è meglio prima entrare nello specifico e poi fare un ragionamento politico, sì, perché sennò i nostri telespettatori non riescono a comprendere bene. Allora chiedo l'intervento del direttore De Pieri. Direttore, certamente. Ci spieghi bene, spieghi anche ai nostri telespettatori bene cosa vuol dire e che errori non commettere con questa prestazione universale. E magari i tempi, se ci sono. Sì. Allora anche io, come ha detto prima Ugo, insomma, parto da una riflessione che questa prestazione, già nel titolo, se vogliamo, rende difficilmente chiaro l'argomento di cui stiamo parlando. Mi spiego meglio. È definita prestazione universale una prestazione che in realtà riguarderà, come si diceva poco fa, pochissime situazioni. Entrando nel merito, adesso lo vedremo, capiremo perché sono pochissime situazioni. Per cui se volevo partire da una considerazione anch'io di carattere generale, se al limite mettiamo di nuovo il cartello numero 1, la slide numero 1 con quell'immagine che si vede, che in qualche modo non questa la prima, c'è una foto che mostra. Sì, c'è quella persona che sta assistendo un anziano in casa propria e vediamo un atteggiamento e una modalità di essere. Arriveremo a una valutazione completamente diversa fra poco. Allora, intanto, questa prestazione universale è stata introdotta come unica prestazione di tutta la normativa che è in questo momento che si sta sviluppando sulla riforma della disabilità, che vedrà comunque un grosso cambiamento anche nel corso del prossimo anno, dal 2026, per tutte le attività che sono inerenti all'invalidità civile e alle prestazioni di invalidità. È un tema ampio di cui si discuterà in altra occasione. Dentro a questo ambito di cambiamenti c'è stata l'introduzione della prestazione universale. È una sperimentazione, anche questa, è una sperimentazione che è definita per gli anni 2025 e 2026, poi si vedrà come eventualmente che sviluppi avrà, e proviamo a circoscrivere un po' l'ambito. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, è una prestazione universale che ingloba, nel caso appunto venga riconosciuta la persona, ingloba al suo interno la indennità di accompagnamento. È fatta di due componenti, questa è la slide numero 2, è fatta di due componenti che sono, qui ripartiamo con i requisiti, va bene, lasciamo pure i requisiti. Allora, per dare correttamente il perimetro, occorre che la persona interessata alla prestazione universale abbia almeno 80 anni di età e che quindi nella nuova definizione è una persona cosiddetta grande anziana. Questo è il primo paletto fondamentale. Un altro paletto di indicatore socio-economico, che è l'ISEE, non superiore a 6.000 euro, e deve versare nella condizione di avere un bisogno assistenziale specifico in condizione gravissima.
Chi è che Queste definisce sono le questa... considerazioni Allora, principali. aspetti un secondo che la interrompo. ISEE, e quindi bisogna fare l'ISEE e commentavamo prima fuori onda 6.000 euro. La casa di proprietari entra nell'ISEE? Sì. No, sì, scusa. Sì, entra Sì. nell'ISEE. Quindi chi ha 85 anni, gravissimo eccetera, ma ha una casa, un piccolo appartamento in proprietà, anche se vecchio, vetusto eccetera, difficile che rientri in questi 6.000? Certo, quindi 6.000 è una soglia molto bassa e quindi già questo restringe ulteriormente il campo di intervento. Perfetto. Ma Altra a mio cosa, avviso, aspetti che prima di fare andare avanti, gravissimo, cosa vuol dire gravissimo? Chi è esatto, che attesta la gravità? ecco, io volevo arrivare a questo proprio perché il tema deve essere affrontato purtroppo con dei termini e con le giuste e rigorose attenzioni. Innanzitutto io volevo ripetere e ribadire un concetto, perché qui i titoli dei giornali sono stati anche fuorvianti, se volete, perché qui non parliamo di un bonus anziani, non parliamo di una prestazione erogata come ci è capitato in altre fasi e basta un clic su un portale e otteniamo la prestazione. Qui dobbiamo essere molto seri, molto precisi nell'affrontare la situazione che quella famiglia si trova eventualmente a gestire. Qui parliamo di assistenza a persone anziane in casa propria, quindi con un'assistenza domiciliare. Ah, E domiciliare. stiamo parlando, e stiamo parlando di situazioni che sono estremamente gravi. A me spiace perché non abbiamo fatto volutamente un cartello, una slide elencando le prestazioni che sono per le quali si considera la condizione di disabilità gravissima. Questa cosa è uscita con un decreto a fine anno 2024 ed è quello sul quale stiamo muovendo i primi passi. L'INPS è uscita con una prima circolare applicativa, rimanda ad altri interventi perché ci sono tanti aspetti ancora non chiari sulla gestione, però me l'ha chiesto, devo andare al sodo della questione, vi leggo alcuni degli 8 punti fondamentali delle situazioni di disabilità gravissima. La prima è che la persona si trova in condizione di coma o stato vegetativo. Ah. Poi c'è tutta una serie di declinazioni. Esattamente. Ripeto, mi spiace perché qui parliamo a persone e a famiglie che sono in situazioni davvero difficili e che davvero hanno bisogno di sostegno e di aiuto. Sì. Qui la situazione riguarda persone in condizioni di coma, oppure persone dipendenti da ventilazione meccanica, assistita e non invasiva continuativa, oppure persone con grave o gravissimo stato di demenza, oppure persone con gravissima compromissione motoria. Andando a una considerazione finale, perché l'elenco non è molto lungo, ma questo è l'ambito di cui stiamo parlando, persone con diagnosi di grave ritardo mentale, oppure ogni altra persona in condizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessivi derivanti dalle condizioni psicofisiche. Quindi, in conclusione, è da considerarsi persona con disabilità gravissima chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l'interazione della quale assistenza, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte. Quindi capite perché la nostra sottolineatura della gravità della questione e della limitazione che viene data a questa prestazione che non ha solo il titolo di universale, ma che nella sostanza si rivolge a pochissime persone, con ulteriori passaggi che adesso pure affrontiamo. Allora adesso io lo interrompo un attimo, maturiamo quanto ha detto, andiamo un brevissimo break, perché questi aspetti sono importanti. Questi aspetti che lei ha menzionato sono gli 8 punti, giusto? Sì, certo. Perfetto. Sì, certo. Benissimo, tra poco.